investimento è a forte rischio. Quindi ci sono varie considerazioni che devono essere fatte. Altre considerazioni sono che proprio per questo dissesto finanziario il direttore amministrativo dell'Ateneo dichiara addirittura che ci sono dei problemi nel pagare le tredicesime dei docenti ordinari associati, dato che sono la fascia che diciamo, è l'ultima categoria che viene toccata, per farvi capire la situazione economica dell'Ateneo. Per quanto riguarda la riforma della governance, per quanto riguarda gli studenti, voi sentite spesso diciamo, la protesta dei ricercatori che è condivisibile, però per quanto riguarda gli studenti io vi devo comunicare che questa riforma non è assolutamente democratica, perché cancella totalmente una rappresentanza al Senato accademico. E perché vi dico questo? Perché il ruolo del Senato accademico è l'indirizzo politico dell'Ateneo prende come decisione. La cancellazione di 2 rappresentanze al Consiglio di amministrazione, e quindi significa che resterà soltanto un rappresentante, e il Ministro ci dovrà chiarire questa rappresentante studenti nominata dal Rettore, che è una cosa assurda, ci deve spiegare come farà il Rettore a nominare questo rappresentante di studenti e così via. Quindi sono delle cose che il Ministro ci dovrà chiarire. Poi un'altra cosa, voi sapete bene che le rappresentanze studentesche c'è la base forte delle rappresentanze studentesche si trova nelle facoltà, nei consigli di facoltà. In questo momento, se passa questa riforma della governance, le facoltà verrebbero cancellate, come ha detto il professore, automaticamente anche la rappresentanza. Però resterebbero i consigli di dipartimento, dei macro dipartimenti, perché la riforma prevede la fusione di tanti dipartimenti e crea i macro dipartimenti. Vi ricordo che in questi dipartimenti, i consigli di dipartimento, non sono previste rappresentanze studentesche. Quindi se noi andiamo ancora avanti, probabilmente resteranno i rappresentanti di borse laurea e un rappresentante in consiglio di amministrazione. Quindi è una cosa che riguarda non me, ma riguarda tutti voi, perché come rappresentanti noi lavoriamo e agiamo per rispetto e per la difesa degli diritti dello studente. Però noi siamo ancora più preoccupati, perché voglio fare un esempio, dato che il professore ha detto che nel nuovo consiglio di amministrazione che prevede il DPL c'è l'ingresso di consiglieri esterni, cioè privati. Questo ci ha fatto riflettere molto. Per quale motivo? Vi faccio un esempio pratico. Io sono di scienze, non sono di economia, quindi dicevo che grazie all'economia li può aiutare. Io sono in una società privata ed ho una somma di soldi, ad esempio 200.000 euro. Do 200.000 euro a questa società ed entro nella società ed entro nel consiglio di amministrazione. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è lavorare bene in consiglio di amministrazione per far sì che quella società produca degli utili per guadagnare io da privato. E quindi è comprensibile. Il problema è che qui la nostra università è un'università pubblica. I soggetti esterni che entrerebbero in consiglio di amministrazione non entrerebbero con una quota monetaria, entrerebbero in maniera gratuita. Quindi quale può essere lo scopo di un soggetto esterno all'università che entra gratuitamente in un consiglio di amministrazione dove si gestiscono soldi, comprese le vostre tasse? Questa è una domanda che ci facciamo. Possono essere delle rappresentanze esterne nominate dalla politica, perché magari probabilmente anche la gestione dell'università si vogliono affidare ai partiti. Dico, queste sono delle considerazioni che anche il Ministro non ci spiega, il dottor Onzi non ci vuole spiegare. Quindi ragazzi, io credo di avervi fatto un quadro sintetico per quanto riguarda la situazione finanziaria, la situazione del nostro Ateneo. Voi sapete che la nostra situazione, il nostro Ateneo è una situazione critica per l'indisponibilità di ricercatori legittimi, ma allo stesso tempo mancanza di soldi dell'Ateneo per fare contratti, per coprire quelle cattedre che mancano, la copertura delle cattedre. C'è una corsi di laurea con 0 docenti che ancora non sono partiti, e devo ricordare che il rettore è garantito l'offerta didattica, ma non per il primo periodo, ma in toto. E il rettore questo non lo dice, perché io mi ricordo un'interrogazione che ho fatto, ho detto: rettore, magnifico, ma se lei bandisce, diciamo, e rende pubblici l'offerta formativa, l'Ateneo di Palermo legalmente deve garantire in toto l'offerta formativa.
E lui ha detto sì, ci penserò io. La realtà dei fatti è che il Senato accademico ha decretato e ha autorizzato i corsi di laurea a trasferire le materie sicure coperte dal secondo periodo al primo periodo e quelle non sicure, non coperte dal primo periodo al secondo periodo. Quindi ci sono ragazzi che hanno ad esempio matematica 2 al primo periodo, al primo semestre, e matematica 1 al secondo semestre. Questo può far sorridere, ma è la realtà. Perché io ho segnalato una certa preoccupazione? Perché all'attribuzione dell'FFO, Fondo di Funzionamento Ordinario, ci sono dei parametri che sono i parametri cosiddetti di qualità. Un'offerta formativa impostata così sicuramente non aiuta il parametro di qualità. Quindi ancora il prossimo anno noi ci ritroveremo come Ateneo di Palermo a avere ancora meno soldi dal Fondo di Finanziamento Ordinario. Quindi effettivamente questa situazione è la distruzione dell'università pubblica. Noi lo notiamo pure con il raddoppio dei finanziamenti alle università private, il taglio del 90% per il fondo delle borse di studio, cioè qui c'è un processo in atto di distruzione. Questo è il motivo, cioè perché noi in questo momento occupiamo biologia come occupano altre facoltà? Perché qui non si parla di essere insieme ai ricercatori, sicuramente insieme perché loro fanno le loro lotte di categoria, ma noi dobbiamo difendere i nostri diritti, perché noi paghiamo le tasse, noi siamo in questo momento titolari di doveri, ma anche di diritti, e il governo e il ministro ancora non hanno capito questo. Soltanto la facoltà di agraria ma anche i scienze della formazione che si è riunita in assemblea e vogliono anche loro capire perché contro. Noi stiamo parlando di dire in questo momento modifichiamo, ma perché contro? Perché la base di questo DDL è sbagliata. Anche se si fanno delle proposte per modificarla, comunque l'anima di questo DDL è questa, è distruggere l'università pubblica. Quindi noi ci dichiariamo, almeno personalmente, infatti vorrei sentire da tutti gli studenti intervento, cioè noi siamo contro questo DDL e contro automaticamente la legge finanziaria 133 che non finanzia le università pubbliche, ma taglia. Quindi un DDL basato su un taglio, io non credo sia una riforma, ma solo esclusivamente un taglio. Quindi diciamo è a voi valutare questa situazione e prendere una posizione. Non è una posizione di massa, uno dice una cosa, io dico la penso, è una posizione personale che voi dovete prendere. Quindi ora lascio la parola a chi vuole intervenire. Che poi dicevano che eravamo 20. C'è una bella inquadratura. Una domanda veloce. Il rettore cosa istituire un nuovo corso di laurea? Che cosa comporta? Cioè, che vantaggi gli comporta attualmente? Perché istituire un nuovo... Dal punto di vista da docente e poi da studente, al settore comporta ovviamente un rapporto di potere con i professori che lo chiedono e questo significa avere talvolta anche al di fuori di una programmazione dei posti per professore che ovviamente vanno retribuiti. Questo però oggi non è più tanto la questione, perché di soldi non ce ne sono più. Semmai è stata questa la questione del passato. Ora il punto è chiaro che l'offerta formativa che è stata pubblicitata nel manifesto degli studi non è sostenibile. Il punto è se la contrazione dell'offerta formativa deve essere un processo democratico, partecipato, tagliando laddove si deve tagliare, ma salvando le realtà che sono produttive. Io per esempio lavoro a servizio sociale ad Agrigento, che è a rischio di taglio perché mancano alcuni parametri, però ho 60 studenti che hanno fatto un test ammissione a numero chiuso e il mercato del lavoro che in provincia di Agrigento assume assistenti sociali. Quindi il problema è che il rischio è di procedere con tagli lineari, cioè si taglia per fare economia, non si taglia vedendo che cosa è utile e che cosa non è utile. La prima cosa che dobbiamo dire tutti noi al tavolo, credo, che noi non siamo per conservare quello che c'è, non siamo per conservare quello che non funziona.
Il problema è che non possiamo accettare che le cose vengano cambiate in questo modo, spesso cambiando i nomi alle cose per lasciare che le cose continuino ad andare allo stesso modo. Poi sul dettaglio dirò altre cose, adesso vorrei far parlare. Io vorrei fare una piccola distinzione, perché istituire un nuovo corso di laurea cosa comporta? Veramente dobbiamo fare due distinzioni. Ti faccio un esempio pratico. Io sono di scienze, c'è il corso di laurea di scienze naturali e di scienze non so. La facoltà ha deciso di fondere questi corsi di laurea e crearne uno. Questo significa ridurre la quantità dei corsi di laurea che con la 509 ha avuto, diciamo, una moltiplicazione assurda. Quindi dobbiamo parlare anche con l'ex ministro che... comportati un aumento di finanziamenti da parte dello Stato? No, assolutamente no. No, per cui se io una facoltà riceve un tot per... Resta sempre quello. Rimane sempre quello, anche se fa 15... Sì, perché gli stipendi sono a carico dell'università, non più del ministero. Ti dirò, i finanziamenti potrebbero ridurre, e ti spiego come. Perché? Perché c'è un parametro esistente e che si attua, che è il rapporto docente-studente. Se il numero di docenti supera quel parametro imposto dal Ministero, quindi aumentano i docenti, gli studenti continuano a essere gli stessi, questo parametro scende. Automaticamente scende questo parametro, sommato ad altri parametri che sono parametri di qualità, anche l'Ateneo di Palermo potrebbe avere meno risorse, quindi aprire un corso di laurea non è vantaggioso per l'Ateneo. Non che i corsi di laurea non portano molti studenti e quindi molte iscrizioni e quindi... Sì, però c'è un processo per legge che il numero chiuso dal prossimo anno, tipo la fronteggia studenti, che è un numero aperto, per legge dovrà chiudere i numeri. Quindi automaticamente è tutto programmato, non è una cosa fatta campata in aria, è una cosa molto programmata. Quindi automaticamente ti dirò che se nasce un corso di laurea non è vantaggioso per niente per l'Ateneo. E io qui vorrei muovere una critica, perché voi sapete bene che ci sono i corsi di laurea decentrati. Anche architettura e due corsi di laurea mi pare. Sì. Io sono presente scienze, ci sono altri due corsi di laurea decentrati che sono Trapani, biologia marina e ora biologia generale. Ora, qual è la critica che noi abbiamo mosso come studenti? Il territorio può finanziare l'università, perché i poli decentrati sono finanziati dai poli, non in parte, non dall'università. Può essere interessata per dei corsi di laurea magistrale che specializzano lo studente e comunque il territorio intende mantenere il territorio quindi integrato. Fondare dei corsi di laurea triennali generalistici e non dei corsi di laurea specialistici